Solo gli udinesi se la ricordano, insomma, la leggenda di via Riccardo Di Giusto, in parte negativa, in parte positiva. Per me è positiva, almeno nei miei ricordi. Il bar bianco era qua, in fondo alla palazzo una volta. Quindi la compagnia, la vecchia compagnia di Riccardo Di Giusto girava là, dove c'era il vecchio bar bianco, il proprietario del bar bianco, che adesso attualmente è il gestore del bar Metropolis al centro polifunzionale, quindi è rimasto a servizio della comunità. E quindi era qua un pochettino il fulcro, questo palazzo, che comunque penso che sia il palazzo più brutto di via Riccardo Di Giusto dal punto di vista architettonico. Come viene chiamato? Però qui? Ha un nome? Rosso e verde. Palazzo Rosso e Verde, abbiamo sempre chiamato così, Palazzo Rosso e Verde. Prima che arrivassero qua praticamente questo era il nostro, sono tutte le rivolte di via Riccardo Di Giusto, anche della via, cosa ne sai tu che neanche eri nato? Dove? Di là? C'è stata una volta la battaglia contro questa è stata la via Crucis, che hanno attaccato i poliziotti, sono usciti tutti da qua e... Che anno era? Tanti anni fa, prima che nascessero questi. Sì, Non è che è nata poi la cattiva nomea di via Riccardo Di Giusto, perché ci sono stati anche problemi con le forze dell'ordine, cioè nel senso che quella via Riccardo Di Giusto aveva un rapporto con le forze dell'ordine antagonistico, in qualche modo non proprio pacifico, no? Cosa che invece oggi non accade più, cioè c'è un rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine da parte dei residenti e degli abitanti qua di via Riccardo Di Giusto e di tutto il quartiere, e questo è un dato positivo effettivamente che forse una volta non c'era. Infatti loro di via Riccardo Giusto, questo è il nucleo centrale di via Riccardo Giusto, chiamavano noi di questa parte la Manhattan. Noi eravamo i ricconi, diciamo, no? Noi eravamo nella Manhattan e loro invece erano nel Bronx. Questa era la vecchia divisione, questo era il Bronx e questa era la Manhattan. Questa era la definizione che loro ci davano. Poi nel tempo questa divisione ovviamente è andata perdendosi e il quartiere in qualche modo si è unificato anche geograficamente, gli spazi si sono unificati, quindi questo però diciamo che si sono unificati a livello urbanistico, ma non c'è un volto, non c'è un'anima del quartiere. E tra l'altro noi continuiamo ad avere nel resto della città, nel resto della provincia, della regione, quella nomea negativa che ha torto si è creata intorno a via Riccardo Giusto più di 20 anni fa, e in realtà invece questa identità di quella volta non esiste più. Tra l'altro una cosa molto importante che vorrei dire, si è molto parlato del nome da dare a questo quartiere, no? E si è parlato di questo nome, quartiere Aurora. Io ho una invenzione così negativa, così stupida non l'avrei neanche mai immaginata, no? Questo quartiere, per dare un'identità a un quartiere si deve partire dal nome. Ora il nome, in qualche modo, che poi viene fissato nell'identità di una comunità, è la storia che te lo dà. Questo quartiere è nato come quartiere di Giusto, che tra l'altro era un alpino morto, il primo friulano morto nella Grande Guerra, per cui c'è tutta una storia intorno. Abbiamo via Salvo d'Acquisto che ricorda il carabiniere eroe della seconda guerra mondiale, via le forze armate, quindi abbiamo un quartiere che si è connotato in questo modo, per cui questo quartiere si chiama e si dovrà chiamare quartiere di Giusto. Non è che ci dobbiamo alzare la testa e dire quartiere Aurora,
Questo è il quartiere di Giusto, noi andiamo orgogliosi di questo nome. Si parte dal nome, il nome è fondamentale, è quello che ti porti dietro, è il DNA della tua identità. Qui già abbiamo un deficit di identità in questo quartiere. Se ci mettiamo anche a chiamarlo quartiere Aurora, veramente a quel punto la gente nel resto della regione deve prendere la bussola e dire dov'è l'Aurora per capire dove abitiamo, insomma, no? È difficile, quando già arriviamo qua non ci conosciamo. Mentre una volta la via Riccardo Di Giusto, di cui si parlava in maniera così scandalistica 15 anni fa o 20 anni fa, però c'erano dei vincoli familiari, c'era un certo numero di famiglie che erano legate da parentela, che formavano comunque un tessuto che rendeva la via Riccardo Giusto di una volta quantomeno unita. C'era un'identità, c'era una coesione sociale che aveva i suoi aspetti negativi, ma c'era. Oggi invece manca questo, magari la situazione è un po' più tranquilla dal punto di vista dell'ordine pubblico, almeno l'ordine pubblico, diciamo quello superficiale che puoi constatare, però non c'è più quella coesione, non c'è più quella... Certo, un aspetto di questa coesione è emerso nelle nostre conversazioni fuori onda, cioè quel gergo molto interessante che qui è nato e qui ancora credo si coltivi, vero? Cestil. Cosa significa Cestil? Attenzione, ma sì, infatti con una battuta direi che se noi ci siamo battuti contro il Friulano nelle scuole a Udine dicendo che in realtà abbiamo la nostra identità e a Udine c'è sempre stato anche un dialetto udinese che noi coltiviamo, e in via Riccardo Di Giusto quindi addirittura c'è un'altra varietà linguistica, c'è questo gergo che si coltivava nella via Riccardo Di Giusto di 20-25 anni fa, che si è un po' perso da quando appunto quelle famiglie che formavano quel blocco che era legato da vincoli di parentela, che parlavano quel gergo, sono poi andate ad abitare in tutto il Friuli, in tutta la provincia di Udine, disperdendosi un pochettino e in qualche modo disperdendo anche questa piccola tradizione di subcultura urbana, non so come la si voglia chiamare. Era una cosa simpatica perché era un gergo che si parlava solamente in questo quartiere e connotava, seppure magari in maniera folcloristica, quello che era il quartiere strettamente di via Riccardo Di Giusto, però questo forse lo si può trovare ancora ogni tanto al Bar Est in via Riccardo Di Giusto, che è rimasto ancora l'ultimo luogo di aggregazione, l'ultimo baluardo, l'ultimo no? baluardo di aggregazione di via Riccardo Di Giusto.